Una buonasera a tutti dalla Valle Lucca, immagini in diretta dal Palalido di Valdagno per la 16ª giornata di campionato Serie A2 Hockey Pista Girone A. Sta per iniziare il match di stasera dove la Y Sport Valdagno incontra la TR Chimica Montebello, ripresa dalla telecamera di Roberto Bauce, regia di Marco Zen e alla telecronaca con me Filippo Valortigara. Il Montebello, decimo in classifica, arriva da una sconfitta contro Sandrigo, mentre la Y Sport Valdagno al nono posto arriva da una sconfitta subita contro il Trissino. I direttori di gara sono Lossi Luca e Luna Luigi. Le formazioni partendo dagli ospiti, con il numero 17 Nardi Michael, con il numero 7 Bolla Simone, con il numero 77 Iselle Simone, con il numero 19 Cinquini Ernest, con il numero 44 Rossi Riccardo, con il numero 45 Del Sale Alessandro, con il numero 57 Iofre Alessandro, con il numero 58 Tudela Gabriel, con il numero 97 Tamborinbeghi Joan, con il numero 01 Gardelin Mirko, allenatore Oviedo Oscar. Per la Y Sport Valdagno, con il numero 25 Giovanni Cunegatti, con il numero 02 Pasquale Enea, con il numero 03 Busato Alessio, con il numero 07 Cocco Mattia, con il numero 9 Valortigara Nicolò, con il numero 10 Di Qui Giovanni Luca, con il numero 15 Checchetto Giulio, con il numero 24 Refosco Alessandro, con il numero 67 Nizzero Marco, con il numero 93 Crosara Pietro, allenatore Dario Rigo. Ecco Filippo, siamo pronti per questa nuova sfida Montebello contro Valdagno. Intanto vediamo gli arbitri parlare con Enea Pasquale. Valdagno quindi ha un passo sopra Montebello, un punto solo, dire vero. Le ultime due della classifica, che partita dobbiamo aspettarci Filippo? Sì, ciao Luca, grazie per avermi richiamato. È una partita importante questa per entrambe le squadre, perché chi vince oggi fa un bel passo in chiave salvezza, invece per chi perde diciamo un passo contrario, perché la classifica è vero è corta, però Valdagno e Montebello sono quelle rimaste un po' più indietro del girone della 2, quindi sarà una partita insomma molto come dire attiva, no? Molto su ritmi alti che nessuna dei due vuole perdere, quindi anche per il signor Lossi secondo me non sarà una partita facile da arbitrare, perché entrambe vogliono vincere e insomma sarà una partita bella e soprattutto molto importante. Sì, infatti abbiamo visto anche a sorpresa la vittoria la settimana scorsa del Requara contro il Tiene, che ha messo un po' in discussione tutta questa classifica verso gli ultimi posti, insomma, dai. Sì, anche ieri la vittoria dello stesso Roller Bassano contro il Correggio non aiuta queste due squadre, perché ricordiamo che il Bassano dopo la vittoria di ieri va a 17 punti, quindi scala un po' in avanti le gerarchie, e invece Valdagno e Montebello con rispettivi 11-10 punti rimangono un po' più indietro, con il Requaro a 13, quindi come dici te il Requaro ha fatto una gran prestazione contro il Tiene, però ricordiamo che c'è ancora la partita da giocare tra Valdagno e Requaro, che è molto importante per la classifica, quindi vediamo cosa ci riserverà questa partita. Adesso vediamo le due squadre caricarsi. Da una parte, come state vedendo dalla regia, abbiamo il Montebello, invece dall'altra parte abbiamo il Valdagno. Adesso vediamo come si schierano queste due formazioni, il quintetto titolare.
Vediamo da parte del Valdagno il quintetto titolare col numero 25 Giovanni Cunegatti in porta, col 7 Mattia Cocco, col 93 Pietro Crosara, con il 3 Busato e con il 24 Alessandro Refosco. Questo lo starting 5 scelto da coach Rigo. Invece da parte del Montebello abbiamo in porta col numero 17 Michael Nardi, col 45 Del Sale, col 19 Ernest Cinquini, con il 7 Simone Bolla e con il 97 Tamborindeghi Juan. Tutto pronto adesso, signor Rossi fischia l'inizio della partita. Prima palla per gli ospiti col Montebello, Ernest Cinquini subito sul rovescio, facile questa parata per Giovanni Cunegatti. Allora ancora il Montebello con Ernest Cinquini che la gioca fuori da Tamborindeghi, che allarga dove c'è Del Sale, ancora per Ernest Cinquini che la gioca per Tamborindeghi, che la ridà al 45 che è Del Sale, ancora per Cinquini, blocco di Bolla, Cinquini prova a entrare, niente da fare perché Valdagno si chiude bene, poi Mattia Cocco prova a ripartire, niente fallo secondo Lossi e quindi ancora palla del Montebello con Tamborindeghi sulla fascia di destra, sfrutta un blocco di Cinquini, poi va dietro porta, raddoppiato sempre da Mattia Cocco che adesso riparte. È un 3 contro 3, Mattia Cocco in possesso di palla, preferisce gestire la da dietro dove c'è Alessio Busato con il numero 3. Adesso vediamo il Valdagno che gestisce la sua prima azione offensiva per Refosco, ancora per Mattia Cocco, gli porta un blocco Refosco, Mattia Cocco prova un tiro che però preferisce non fare, allora col 3 Busato, ancora Refosco a bloccare, va sull'esterno, prova sul primo palo a sorprendere Michael Nardi ma non ci riesce. Allora il Montebello con ancora Del Sale, blocco di Cinquini, preferisce giocarlo dove c'è Simone Bolla dopo Tamborindeghi per Del Sale. Mattia Cocco subito su di lui a dargli pressione, allora cambia gioco su Bolla che la ridà a Tamborindeghi, ancora Del Sale, ancora i due che scambiano pallina, gioco dove c'è Simone Bolla, ancora per Del Sale che prova il tiro ma prende il suo capitano e infatti Lossi fischia fallo, non ho capito perché, però sempre il Montebello in possesso di palla. Simone Bolla esce per il tiro appena ricevuto, allora entra con il 58 Tudela Gabriel. Allora Tamborindeghi, un secondo alla fine, Refosco fa una gran chiusura difensiva, adesso ancora un 3 contro 3, Refosco per Crosara sull'esterno che era prova a ridare a Refosco ma Tudela fa un gran intervento difensivo. Allora Tamborindeghi dietro da Del Sale, allarga per Ernest Cinquini, ha tanto spazio, prova a puntare Mattia Cocco che però fa un'altra chiusura importante, ancora Ernest Cinquini sempre in possesso di palla, il 19 del Montebello, la lascia dove c'è Gabriel Tudela, ancora per Ernest Cinquini, prova un passaggio dentro, forse alta, no, secondo Lossi, ancora Tudela, prova ad andare in mezzo a due, preferisce darla a Tamborindeghi, dietro porta, c'è Cinquini, da solo, stop, finta il tiro, ancora dove c'è Tudela, qua invece Crosara che fa un grande intervento difensivo e poi Alessandro Refosco per i suoi prova a gestire. Allora Refosco la dà a Busato, Dario Rigo chiede più velocità ai suoi, Busato in mezzo a due, Busato! Grande azione personale del 3 che colpisce la traversa e qua a 22 dall'inizio. Luca, abbiamo la prima grande occasione per il Valdagno. Sì, esatto, Busato ha fatto un gran bel inserimento, vediamo qui anche dal nostro replay, traversa piena per il nostro Busato, insomma. Ancora Busato in possesso di pallina, dialoga con Crosara che è l'uomo più avanti dei suoi, cambia gioco da Alessandro Refosco, ancora per Pietro Crosara che prova a isolarsi uno contro Del Sale, stavano finendo i secondi, Crosara fa un'accompagnata molto facile per Michael Nardi. Allora adesso Del Sale col Valdagno che va un po' in pressione, ancora Del Sale, la gioca in profondità dove c'è Ernest Cinquini che però non aggancia, allora il Valdagno può ripartire con Alessandro Refosco, un 3 contro 2, Refosco per vie centrali, prova il tiro, ma Tudela fa un grande gesto difensivo, adesso il Montebello è già dall'altra parte, stop non molto, attenzione qua, ed è rigore per il Montebello, vediamo se la nostra regia ce lo fa rivedere perché personalmente io ero concentrato su Tudela, sì, Busato qua tira, va a fare una spallata secondo Lossi un po' troppo forte e allora a 21:05 abbiamo il primo rigore della partita, vediamo chi va a incaricarsi del rigore.
Tanto vediamo Giovanni Cornegatti per pulirsi il casco. Tanto 2 cambi per il Montebello, fuori Tudela e fuori anche Ernest Cinquini, dentro con il 44 Rossi e con il 67 Simone Iselle, che andrà proprio lui a battere questo rigore. Adesso vediamo, si aspetta Giovanni Cunegatti, tutto pronto, fischia Rossi, Iselle finta 1 contro 1, alza e schiaccia, e qua c'è una gran parata di Cunegatti, non è finita ancora, alza e schiaccia di Iselle che stavolta finisce fuori. Allora sfuma questa occasione per il Montebello, e qua Luca abbiamo visto 2 grandi parate per Giovanni Cunegatti. Sì, esatto, vediamo qui dal nostro replay, Iselle diciamo, ha rallentato un po' troppo il suo solito gioco, perché lo conosciamo che di stecca è molto, molto veloce, ma questa volta è stato più veloce il nostro grande Giovanni, insomma. Sì, diciamo che nell'alza e schiaccia non è stato molto pulito, un po' secondo me svirgolato la pallina il classe 2008 del Montebello, che adesso esce per far rientrare col 58 Gabriel Tudela. Allora Del Sale al centrocampo, scambia ancora con Tudela, allarga per Rossi, ancora Tudela che prova a prendere un po' di velocità, punta Busato, rientra col tiro, e ancora Giovanni Cunegatti in pantaglia, diciamo che se la ritrova un po' addosso, ma comunque fa una grande parata. Allora siamo già dall'altra parte con Alessandro De Fosco, che però è da solo contro 4, il 24 prova a impensierire Nardi con una accompagnata esterna, però per il portiere numero 17 montebellese non c'è nessun problema. Allora Tamborindeghi per vie centrali a cercare il solito Gabriel Tudela, che però non riesce a prendere la pallina. Allora Mattia Cocco a gestire per i suoi, la da Alessandro De Fosco, che gioca con Crosara, prima punta messa da Dario Rigo oggi, che però non ha uno stop molto felice. Luca Lossi fischia ancora prima la palla alta sullo stop di Pietro Crosara. Allora la pallina sarà del Montebello, che la gioca subito da Borindeghi per Rossi, che si gira, deviato da De Fosco, che poi va anche a prendere la pallina. Adesso è raddoppiato De Fosco, esce bene, la lascia a Crosara, e qui c'è il fallo di squadra numero 2 per il Montebello. Allora Mattia Cocco prova a puntare Tamborindeghi, che però lo gestisce molto bene. Allora ancora il numero 7 che scambia con Alessandro De Fosco, ancora per Mattia Cocco, passaggio un po' impreciso. Allora rientra, prova il piatto, facile per Michael Nardi perché non c'aveva nessuno davanti, poi De Fosco chiama un rigore che però non gli è stato concesso. Allora siamo di nuovo con il Valdagno, un 2 contro 1 per Cocco, che cerca il passaggio in mezzo per Crosara, ma c'è il grande intervento di Del Sale, però non è finita. Qua si lamenta di un blu, allora c'è un 3 contro 2, Tamborindeghi allarga per Rossi, prova sul primo palo a impensierire Giovanni Cunegatti, ma è solo il palo esterno a negare il primo gol del Montebello. Allora Pietro Crosara la gioca dietro da Alessandro De Fosco, gli fa un blocco centrale Crosara. De Fosco però sceglie di giocare ancora da Busato, che la scambia con Cocco. Allora vediamo il 7 valdagnese cosa si inventa, la gioca giù dove c'è Pietro Crosara, dietro porta da Alessio Busato, ancora fuori da Pietro Crosara, che la gioca fuori per Cocco, stop, tiro, e qui c'è una gran parata di Nardi invece, perché aveva tanti uomini davanti, però la palla sarà ancora del Valdagno con Pietro Crosara, gioca giù con Alessandro De Fosco, e forse qua c'è una gran parata o ha tirato fuori, non ho visto, ma fatto sta che il Valdagno ha creato una grande occasione, che però continua ancora con Busato, solo che qua Crosara non riesce a prendere la pallina. E allora Tamborindeghi prova adesso il Montebello a gestire un po' con Del Sale, scende lungo l'auto di destra, si ferma, gioca fuori da Gabriel Tudela, che gioca ancora con Rossi, ancora Tamborindeghi, ancora Del Sale, prova il tiro di piatto, prende in pieno Pietro Crosara. Allora la pallina però ce l'ha il Valdagno con Mattia Cocco, che prova a puntare Tudela, perde palla per via centrale. Allora Del Sale, forse qua troppo altruista il 45 del Montebello, che stava servendo da solo Gabriel Tudela, ma c'è un grande intervento di Busato, che poi riparte uno contro tutti, stavolta non riesce a passare centralmente perché c'è un grande Julian Tamborindeghi davanti, che adesso riparte anche lui da solo contro tutti, finta il tiro, la lascia Tudela, Mattia Cocco gli disturba un po' il tiro, poi va dietro porta
poi la gira per Tamborindeghi solo sul secondo palo. È incredibile questa azione del Montebello, che la pallina non si sa come non è andata in porta, e poi Rossi prova un rovescio alto. Adesso rivediamo qua Tudela che va dietro porta, vedete come Tamborindeghi è solo, ma invece di prendere la pallina prende il palo. E allora qua è una grande occasione sfumata. Intanto dal Montebello è rientrato col 19 Cinquini ed è uscito col 45 Del Sale, invece da Rodrigo fa il primo cambio, fuori col 3 Busato e dentro col 9 Vallo Ortigara. Intanto qua Luca Lossi fisca il terzo fallo di squadra per il Montebello. Allora Luca, stiamo vedendo una partita con tante occasioni, però un ritmo ancora un po' bassino, però tutte le due vogliono vincere. Sì, diciamo che anche il Montebello, da quello che ha fatto in questi primi minuti, sta allargando molto il gioco, ha provato in più volte la deviazione dentro l'area, con uomo dentro l'area, e diciamo che ha sbagliato anche parecchio in questi primi minuti. Abbiamo visto anche l'ultimo gol, che praticamente era un gol fatto a porta libera, però comunque siamo solo all'inizio di questa partita. Sì, hai detto bene, siamo all'inizio, sono neanche passati 10 minuti, però comunque nessuna delle due squadre pressa, preferisce azioni più diciamo strutturate, più pensierose, con calma, invece di fare ad esempio avanti e indietro per la pista o pressare. Intanto torniamo in cronaca diretta con Tudela dietro porta, raddoppiato da due giocatori del Valdagno, riesce a giocarla fuori da Tamborindeghi, che però non si capisce con il 44 Rossi, che poi tira e prende in pieno Vallo Ortigara. Ovviamente non l'ha fatto apposta il 44 del Montebello. Allora sarà pallina per il Valdagno per l'infrazione dei 5 secondi. Intanto è rientrato dopo il rigore con il 77 Simoniselle ed è uscito con il 97 Juan Tamborindeghi. Per il Valdagno invece ancora una sostituzione, che è quella che è entrato con il numero 9 Nicolò Vallo Ortigara ed è uscito con il 3 Alessio Busato. Allora intanto Pietro Crosara sull'auto di destra gioca dietro da Cocco, stop, tiro di Cocco, e c'è ancora un'altra parata di Michael Nardi, però il Valdagno continua ancora con il suo numero 7 che sfrutta un blocco di Crosara, poi preferisce ridargliela. Crosara prova il tiro, stavolta non c'è bisogno della parata di Nardi perché la pallina va fuori. Allora De Fosco prova una compagnetta insidiosa, qua sì che bisogna mettercela la manona, e qua Nardi fa un'altra grande parata. Poi Tudela, adesso il Montebello un po' in affanno, e Valdagno piano piano sta costruendo più azioni, sta prendendo più fiducia, il Montebello sta perdendo più palle. Allora ancora con Mattia Cocco, sempre solita azione tra lui e Crosara, che fa un grande stop, poi prova a servire davanti con il 9 Vallo Ortigara, che però non prende, c'è tutto solo Re Fosco, servito, stop, tiro di Re Fosco, Michael Nardi para ancora Vallo Ortigara e ancora Nardi con il casco. Se prima dicevamo che era una partita più equilibrata, adesso Luca diciamo che Valdagno sta prendendo confidenza. Sì, infatti Valdagno sta prendendo confidenza, peccato qui adesso per l'occasione di Rifosco, che magari un tiro subito di prima avrebbe sorpreso il portiere. Sì, qua Nardi ha tenuto in piedi i suoi con questa tripla parata. Adesso vediamo se il Montebello prova a giocare come aveva fatto all'inizio partita, ancora con Tudela dietro porta, stavolta prova un alza e schiaccia, ma c'è sempre il solito Giovanni Curegati a parare. Ancora Tudela per Cinquini, ancora per Tudela, ancora per il 19 Ernest Cinquini, sempre su di lui Mattia Cocco. Cinquini va via di velocità, Re Fosco però aiuta molto bene il suo compagno e riconquista pallina, poi la gioca subito in verticale per Vallo Ortigara, che gli ridà la pallina, finta il tiro e allarga per Pietro Crosara, ancora per Alessandro Re Fosco, gioca dietro dove c'è Mattia Cocco per Crosara. Vediamo che azione costruirà il Valdagno. Crosara gira su se stesso, poi la dà ad Alessandro Re Fosco, che la gioca in verticale per Vallo Ortigara, si prova a girare in mezzo a due, ci riesce molto bene, poi va sull'auto di sinistra, però c'è un grande intervento difensivo di Sella. Poi Tudela subito raddoppiato da Vallo Ortigara e Cocco, che gli prendono palla. Allora ancora Vallo Ortigara prova il tiro, Cinquini la para, poi la palla per Re Fosco per Vallo Ortigara, che incredibilmente non riesce a impattare la pallina.
però la gioca fuori da Crosara, la deviazione della sponda, poi Cunegatti la lascia per Cocco che prova a tirare, però la intercetta Cinquini, adesso dall'altra parte Cinquini per Tudela, e qua Alessandro De Fosco fa un altro grande intervento. Intanto per il Montebello si è accesa la spia verde del time out, allora Valortigara un 3 contro 2 per Re Fosco, cerca ancora il passaggio interno per Cocco ed è sempre sotto Cinquini a intercettare tutto, poi Tudela la lascia Iselle, blocco di Rossi, Iselle va dietro porta, il 77 del Montebello prova un gioco sotto gamba, stavolta è Crosara a fare un ottimo intervento difensivo, poi De Fosco tiro alto e allora lo si fischia il primo time out a 12-21. Luca, una partita che piano piano si sta animando. Sì, infatti Filippo, abbiamo visto negli ultimi 2 minuti che entrambe le squadre hanno alzato un po' il ritmo. Intanto abbiamo rivisto stiamo vedendo le ultime azioni più significative a rigore qui contro il Valdagno tirato da Iselle. E sì, un Valdagno che sta provando ad alzare i ritmi, un Montebello anch'esso che vuole alzare un po' il ritmo, stanno provando a portarsi in avanti, insomma, entrambe le squadre in qualche modo. Sì, sono d'accordo con te, forse in questi ultimi 4-5 minuti il Valdagno ha preso più, diciamo, il gioco offensivo, il Montebello ha provato a colpirlo in contropiede, però tutto sommato è una partita equilibrata con occasioni da entrambe le parti, quindi lo 0-0 secondo me è un risultato giusto. Sì, esatto, al momento il pareggio è giusto come risultato, a mia impressione, vedendo come sono le due squadre in campo, chi farà più errori le pagherà in questo momento, perché entrambe vogliono portarsi avanti, come ho detto prima, però da entrambe le parti abbiamo visto qualche imprecisione di troppo, insomma, per arrivare a finalizzare. Sì, intanto da Trissino per lo scontro in vetta della classifica, il Trissino vince 2-0 contro il Lubrocker Bassano, gol di Jordi Mendez e di Davide Gavioli, quindi per ora si finisce così, il Trissino scavalca il Bassano in primo in classifica. Allora intanto torniamo in cronaca diretta con il solito Cinquini, stavolta è Valortigara su di lui, lottano i due, però secondo Luca Lossi il 9 Valdagnese commette fallo e dopo 13 minuti anche Valdagno commette il suo primo fallo di squadra. Adesso vediamo il Montebello dall'angolo basso con Del Sale che la dà per Tudela che si libera molto bene in area, che però tira fuori. Qui Valdagno la difesa valdagnese ha un po' dormito, ma il 58 del Montebello non è riuscito a mettere la pallina per l'1-0 per i suoi. E allora Tudela per Simone Bolla, è rientrato anche lui al posto di Iselle ed è rientrato anche con il 45 Del Sale. Qui proprio il capitano, che lo vediamo in pista dopo la pallina che gli ha colpito a inizio partita, pallina deviata mi sa da Tudela, però di tanto fuori. Allora il Valdagno con Re Fosco gioca in verticale dove c'è Valortigara, ancora per Re Fosco, stavolta allarga per Crosara che la ridà ad Alessandro Re Fosco, stavolta il 24 perde pallina. Allora il Montebello con Ernest Cinquini preferisce gestire, allora Bolla per Del Sale, ancora per Ernest Cinquini che prende spazio, prende velocità, punta Alessandro Re Fosco, Cinquini, c'è il grande intervento di Re Fosco, poi Cinquini ci riprova ma c'è Giovanni Cunegatti. Allora dall'altra parte con Mattia Cocco, serve dietro Re Fosco ma sempre Cinquini a prendere pallina, poi cerca un passaggio per il capitano Bolla, ma c'è Crosara che fa un intervento importante, perché se la pallina fosse passata il numero 7 del Montebello sarebbe stato tu per tu con Giovanni Cunegatti. Qui intanto Del Sale prova un tiro ma non ci riesce. Allora il Valdagno che può andare in 4 contro 3 con Re Fosco per Crosara, per Cocco, prova sul secondo palo dove c'è l'Ortigara, Nardi fa ripartire il contropiede per Tudela che la dà a Del Sale. Qui Cunegatti fa una grande parata ma sulla ribattuta il più lesto di tutti è il 58, e quindi a 10:31 Montebello 1 Valdagno 0. Gabriel Tudela.
11° gol in campionato per il 58 del Montebello. Che porta avanti i suoi. Intanto è proprio uscito Gabriele Tudela ed è rientrato con il 97 Tamborindeghi. Qui Coco perde un'altra pallina, proprio il 97 servito, che però adesso preferisce gestire pallino. Allora con il 7 Bolla per Del Sale, per Cinquini. Dietro porta il 19 del Montebello, viene fermato correttamente secondo l'arbitro da Pietro Crosara. Allora al cancelletto di Coach Rigo vediamo anche con il numero 10 Luca Di Qui Giovanni, ed è entrato anche con il 3 Alessio Busato, ed è uscito col 24 Alessandro De Fosco. Proprio il 3 prova ad andare dietro porta, ma Michael Nardi usa la stecca fuori porta, quindi sarà pallina del Valdagno. Esce con il 7 Mattia Cocco, entra con il 10 Luca Di Qui Giovanni, ed è il secondo time out per il Montebello a 9:43. Allora Luca, Montebello che è andato in avanti 1-0. Sì, Montebello si è portato con la ribattuta, è riuscito a fare il primo gol della partita, del match, incolpevoli qua il nostro Giovanni Cunegatti, che aveva già appena fatto la sua bella parata, ma era già steso e quindi non poteva rivediamo arrivarci. qua con Tudela che serve Del Sale, qua Cunegatti fa una gran parata, poi Tudela è più veloce di Crosara sul ribattino, a porta libera, è un gol facile per uno come lui. Comunque Valdagno che non deve mollare, che deve continuare a crederci, perché manca ancora tanto, manca 10 minuti alla fine del primo tempo, poi ce n'è tutto un secondo, però non si deve, adesso non deve far più, diciamo, questi tipi di errori, perché sono questi errori che ti fanno, soprattutto nell'hockey, ti fanno perdere le partite. Sì, infatti Filippo, come dicevo prima, le due squadre sono abbastanza alla pari come gioco, e quindi qui si trattava solamente di chi faceva il primo errore o il primo ritardo in difesa, come è successo questa volta per il Valdagno. Intanto Coach Rigo rimette dentro con il 24 Alessandro Re Fosco, fa rifiatare con il 9 l'Ortegara. Intanto Tamborindeghi subito marcato da Luca Di Qui Giovanni, gioca fuori per Del Sale che sfrutta il blocco di Bolla, poi prova il tiro parato da un difensore valdagnese, però la pallina è sempre del Montebello con Rossi, gioca dietro per Tamborindeghi, blocco dentro di Simone Bolla, pallina per Rossi che però non la prende, poi Busato simile alla traversa che aveva colpito in precedenza, riprova, solo che stavolta non gli esce un tiro alto, gli esce un raso terra che finisce fuori, e poi sulla pallina dopo il Montebello fa il suo quarto fallo di squadra. Adesso vediamo il Valdagno se creerà qualcosa dall'angolo basso sul punto di battuta con il 10 Luca Di Qui Giovanni. La scambia con Pietro Crosara, la dà ancora ad Alessio Busato che preferisce tornare fuori dal 93 valdagnese. Gli porta un blocco De Fosco che però dopo viene servito, passaggio un po' troppo lungo di Pietro Crosara. Allora ancora Alessandro De Fosco fuori per Alessio Busato che prova ancora a puntare tutti. Stavolta Rossi fa un grande intervento difensivo. Allora la pallina ce l'ha il Montebello con Simone Bolla che allarga per Del Sale, la dà a Rossi, finta un tiro, la gioca dietro ancora per il suo capitano che la dà a Del Sale, gioca in profondità dove c'è Tamborindeghi che la gioca fuori per Rossi che prova un rovescio, forse c'è stata la deviazione di Alessio Busato, ma Cunegatti con la mano alta risponde presente. Sì, vediamo Filippo comunque Montebello che negli ultimi minuti sta facendo parecchi tiri da fuori e ha cambiato un po' il gioco con cui era partito all'inizio. Sì, diciamo che dopo il gol di Tudela il Montebello ha preso un po' più di fiducia, no? Quello che forse avrebbe servito al Valdagno quando ha avuto 3-4 occasioni di fila. Adesso l'inerzia della partita sta andando verso il Montebello e il Valdagno in qualche modo la deve cambiare con Pietro Crosara che prova a servire Alessandro Re Fosco
però c'è sempre un ottimo Rossi che nega tutto. Allora ancora De Fosco per Alessio Busato, ancora per Alessandro De Fosco. Vediamo cosa si mette il 24 Valdagnese, finto al tiro, gioca fuori da Busato che prende ancora spazio per puntare. Stavolta il blocco era riuscito bene, Busato voleva riservire Alessandro De Fosco, ma c'è stato un altro grande intervento difensivo della difesa del Montebello che si sta chiudendo bene. Allora Crosara prova l'uscita sul secondo palo di Qui Giovanni, stavolta Michael Nardi con la stecca prende la pallina, qui poi c'è un blocco irregolare, no, secondo Luca Lossi. Allora dall'altra parte con Tamborindeghi, vediamo, forse stecca alta secondo Luca Lossi che richiama Del Sale di Qui Giovanni a colloquio, vuole mettere tranquillità e chiarezza l'arbitro di Viareggio. Allora la pallina appunto del Valdagno per stecca alta, da quello che capiamo. 7-0-9 a fine di questo primo tempo, Montebello 1, Valdagno 0. La rete per il Montebello l'ha firmata Gabriel Tudela a 10:31 del primo tempo. Allora torniamo in gioco in ripresa diretta con Alessandro De Fosco per Alessio Busato che punta un'altra volta e supera Simone Bolla, poi gioca fuori da Pietro Crosara che poteva anche provare il tiro, adesso ha perso l'attimo. Luca Lossi fischia fallo in attacco al Valdagno, non fallo di squadra ma è un semplice fallo. Allora la pallina torna sulle stecche del Montebello. Intanto è riuscito con il 7 Simone Bolla ed è rientrato l'autore del gol dell'1-0 Gabriel Tudela. Allora Del Sale adesso in possesso di pallina, la gioca proprio per il suo numero 58 che va dietro porta, che prova sempre una girata di quel tipo che però non è riuscito ancora una volta in questa partita. Allora intanto Pietro Crosara prova a puntare Rossi che però fa un grande intervento difensivo, poi De Fosco si porta la pallina sul rovescio, prova il tiro ma Juan Tamborindeghi glielo stoppa. Intanto Dario Rigo ha acceso la lampadina verde del timeout, primo timeout chiamato in questo primo tempo da coach Rigo. Allora intanto Rossi finta il tiro, poi finta il tiro e la passa a Tudela. Intanto Di Qui Giovanni cade ed è sempre a parlare con Luca Lossi. Allora Di Qui Giovanni adesso sull'auto di destra va dietro porta il 10 Valdagnese, gli porta un blocco a Alessandro De Fosco, preferisce andare fuori da Busato che di rovescio dalla sua metà campo prova un tiro insidioso, solo che la pallina va alta. Allora Luca Lossi fischia palla alta ed è primo timeout Valdagno. Allora Filippo, io da quello che posso vedere adesso Dario Rigo ha chiamato questo time out perché vuole riorganizzare un po' le idee dei suoi giocatori in pista, perché non riescono ad avvicinarsi alla porta. Sì, Montebello da inizio partita in difesa sta facendo molto bene, una difesa compatta che lascia tiri da fuori, ma che quando si gioca più vicino, diciamo, alla porta di Nardi si compatta bene e non lascia spazi. Probabilmente Dario Rigo ha chiamato questo timeout anche perché dopo il gol il Valdagno nelle sue azioni offensive, diciamo, li sta giocando troppo velocemente, perché hanno una pallina quei 10-20 secondi, dopo provano un tiro poco probabile che finisca in rete, quindi penso che voglia tornare come verso 5 minuti del primo tempo, dove Valdagno con il suo gioco piano piano creava azioni da gol. Sì, infatti abbiamo visto che ha inserito anche da poco Luca Di Qui Giovanni, che conosciamo davanti l'area del portiere, è sempre molto insidioso, quindi vediamo adesso come se il Valdagno cambia un po' le carte in tavola. Tanto Di Qui Giovanni, proprio lui in possesso di pallina, placcato da due giocatori, prova a dare Fosco che però i due non si capiscono. Allora Tudela finta su Cocco, prova un rovescio, tiro raso terra fermato ancora da Giovanni Cunegati, poi perde ancora palla Cocco ed è Tamborindeghi che viene servito perfettamente da Del Sale, e il Montebello a 5:30 fa 2-0. Luca, come nel primo gol, una disattenzione difensiva. Vediamo qua Giovanni Cunegati para, poi Mattia Cocco perde palla, vedete lì a centrocampo, cioè subito fuori dall'area. Allora Del Sale la lascia per
Sì, diciamo per che Tamborindeghi. al Montebello non bisogna lasciare queste palline insidiose in area, perché c'erano 3 del Montebello dentro la nostra area, mentre i nostri erano già pronti a ripartire, e quindi questo è stato l'errore che ci è costato il 2-0. Sì, come nel primo gol c'è stato un ribattino dove sono arrivati prima i giocatori del Montebello. In questo secondo gol c'è stata una pallina che non si deve perdere davanti alla propria area di rigore, e questi sono errori che già in A2 ma soprattutto in A1 paghi caro, e il Valdagno adesso lo sta vedendo, perché per 2 ingenuità difensive è sotto 2-0. Intanto Mattia Cocco prova per i suoi, che la larga per Re Fosco, prova un tiro deviato da Juan Tamborindeghi che non finisce in porta. Allora dall'altra parte del Sale vediamo come Luca il Montebello, anche se ha spazio per ripartire, preferisce sempre un gioco organizzato, a differenza del Valdagno che quando ha un po' di spazio prova. Sì, c'è il Montebello che comunque è forte del 2-0 e quindi vuole costruire e non vuole rischiare. Tanto vediamo qua scontro tra Cinquini e Di Qui Giovanni, vediamo Luca Lossi cosa sceglie di fare, e a colloquio sempre con il 10 valdagnese. Penso che abbia fischiato solo perché c'erano 2 giocatori per terra, niente di così grave per Cinquini, che però esce. Allora Valdagno con Alessandro Re Fosco per Mattia Cocco, gioca fuori da Alessio Busato, provano a isolare il 3 valdagnese, che però il Montebello aveva capito questo schema del Valdagno. Allora riconquista palla con Del Sale, che preferisce sempre gestire per Tamborindeghi in profondità, dove c'è il solito Gabriel Tudela lì davanti a fare il centro boa per i suoi, che adesso gioca fuori da Del Sale, gli porta il blocco il 58 del Montebello. Del Sale gioca ancora fuori da Riccardo Rossi, finta un tiro, la passa Juan Tamborindeghi, fuori ancora per Del Sale. Vediamo cosa si mette il 45, punta Re Fosco, poi prova il piatto fuori di poco, e qui invece c'è sempre Alessandro Re Fosco che fa un grande intervento sul taglio di Tamborindeghi. Qua Luca Lossi ha visto tutto, è da cartellino blu al 97 del Montebello. Vediamo qua il 97 lo spinge, Luca Lossi è davanti, non ha dubbi, ed è cartellino blu per il 97 del Montebello a 3:21. Il Valdagno dato a 3:21, Dario Rigo chiama i suoi per parlarne di questo 4 contro 3 di 2 minuti che avrà, e se c'è una cosa che a Valdagno serviva era questo episodio. Sì, Filippo, adesso tutto sta al Valdagno a sfruttare questa occasione per riportarsi in partita e diciamo riaprire la partita, perché al momento con un 2-0 il Valdagno sta annaspando perché vuole trovare il gol. Sì, diciamo che da quando è entrato Di Qui Giovanni aveva preso varie botte, chiamiamole così, ma Luca Lossi non aveva mai interpretato questi falli come falli. Qua era davanti, non ha esitato un secondo a dare blu al 97 del Montebello. E allora intanto per il Valdagno è rientrato con il numero 93 Pietro Cosera, ed è uscito con il 10 Luca Di Qui Giovanni. Adesso vediamo il Valdagno se riuscirà ad aprire questa gara. Intanto dalle altre piste il Trissino sta vincendo 4-0 contro l'Ubroacher Bassano, però ritorniamo in diretta con Alessandro Re Fosco, il più indietro dei suoi, per Alessio Busato, ancora per Alessandro Re Fosco, per Mattia Cocco, la gioca giù dove c'è Pietro Crosara, c'è Alessandro Re Fosco tutto libero servito, e qui Nardi fa una gran parata, e poi c'è Tudela da solo contro tutti, però perde pallina. Allora Pietro Crosara va sul rovescio e tira, ma da quel lato Nardi le para tutte. Allora adesso Del Sale, adesso il Valdagno ovviamente va in pressing perché è sopra di un uomo. Del Sale tira, c'è Tudela da solo, Mattia Cocco su di lui, allora ancora Tudela perde pallina, allora è un 4 contro 2 che diventa un 3 contro 2 con Mattia Cocco che va da solo, prova il tiro ma c'è la stecca di Del Sale. Allora adesso vediamo il Valdagno
che prova un'azione un po' più strutturata, però non avviene perché Busato perde pallina. Allora ancora Rossi da solo contro tutti, riesce a tenere palla il 44 del Montebello. Allora adesso in qualche modo la pallina finisce a crosare, 1 contro 1 con Del Sale, va sul rovescio, prova a servire in dentro nessuno. Infatti questo è un passaggio per Rossi che poi spara la pallina su ed è rientrato per questo underplay del Montebello con il 19 Ernest Cinquini ed è uscito con il 58 Gabriel Tudela. Allora Busato per Alessandro Re Fosco, ancora per il 3 Busato per Re Fosco che stoppa e tira. Nardi non si fa impensierire da questo tiro. Re Fosco si lamenta perché non c'è nessuno davanti. Rivediamo qui lo schema ben riuscito del Valdagno con Re Fosco che tira da solo indisturbato nell'area, ma c'è stata la gran parata di Nardi. Ancora 30 secondi di power play per il Valdagno. Allora Mattia Cocco per Alessandro Re Fosco, ancora per Mattia Cocco, la gioca giù dove c'è Pietro Crusara. Vediamo, è lo stesso schema sempre per Alessandro Re Fosco, sempre la grande parata di Nardi e poi Rossi da solo contro Cocco. Rossi e qui Cunegatti in battaglia, fa una gran parata. Allora è un 3 contro 2 dall'altra parte con Alessandro Re Fosco. Vediamo cosa sceglie il 24, da per Busato, stop e tiro e c'è l'ennesima gran parata di Nardi. Adesso è rientrato anche il quarto per il Montebello che è Juan Tamborindeghi, l'autore del blu. Intanto Cocco tira, la pallina rimane lì in aria, Re Fosco prova a metterla in rete ma non ci riesce. Allora ancora Busato, 1 minuto e 7 a fine di questo primo tempo. Cocco per Alessandro Re Fosco, ancora per il 3 Alessio Busato. Vediamo se sfrutta il blocco del suo compagno, preferisce fermarsi per metterla fuori da Mattia Cocco. Punta Cinquini, solo che il 7 scivola, scivolando prende pallina, va per terra e non si può. Allora Luca, un power play che Valdagno ha sfruttato, ha provato, ha avuto le sue occasioni, ma ha avuto un Nardi davanti eccezionale. Sì, in 2 occasioni il nostro Alessandro Re Fosco ha avuto l'occasione di provare a riportare Valdagno in gara, ma Nardi non glielo ha permesso, insomma, dai. Intanto torniamo in cronaca diretta, gli ultimi 35 secondi. Allora Tamborindeghi prova a scambiare con Cinquini dietro porta e non ci riesce. Allora Re Fosco va dall'altra parte, va sul piatto, ma c'è un'altra parata di Michael Nardi. La palla la riprende Re Fosco, di Busato che poi la perde. Allora Tamborindeghi punta a Crosara ma non ci riesce. Allora siamo già dall'altra parte con un 2 contro 2. Crosara punta Ernest Cinquini, anzi schiaccia fatto in un millesimo di secondo, pallina poco alta. Qui Luca, una grande occasione per il Valdagno. Sì, grandissima giocata di Pietro Crosara, lo conosciamo, le sa fare, qualche centimetro più basso e rivediamo qui Vediamo qui Crosara che prende pallina, supera in velocità Del Sale e poi appena vede Cinquini fa un alzo e schiaccia veloce. Nardi ha provato ad andare con la testa ma la pallina era troppo alta. Adesso 7 secondi alla fine, vediamo Valdagno cosa costruisce con Cocco, stop, tiro, prende il pattino di Alessandro Re Fosco. E allora Del Sale prova l'ultimo tiro, facile per Giovanni Cunegatti. Primo tempo finisce 2-0 per il Montebello. Dalle altre piste il Trissino vince contro l'Ubrocher Bassano per 4-0. Alle reti di Mendez e Gavioli ha fatto un altro gol Jordi Mendez, quello del 4-0, invece quello del 3-0 l'ha fatto Alvarino.
bentornati in questo secondo tempo tra Valdagno e Montebello. Adesso vediamo come ripartono le squadre. Per il Valdagno in porta c'è sempre Giovanni Cunegatti con il 25, con il 2 Enea Pasquale che fa il suo esordio in questa partita, con il 24 c'è Alessandro Refosco, con il 9 Niccolò Varortigara, con il 93 Pietro Crosara. Per il Montebello invece in porta c'è sempre con il 17 Michael Nardi, con il 19 Ernest Cinquini, col 45 Del Sale, col 44 Rossi e con il 58 Gabriel Tudela. Tutto pronto, prima pallina del Valdagno con Valortigara per Pasquale che prova subito il suo primo tiro della partita, intercettato molto bene da Gabriel Tudela. Allora Valdagno sempre con il suo numero 2 Enea Pasquale per Valortigara, ancora per Pasquale che cerca l'inserimento del suo attaccante che però non riesce a dargliela. Allora Refosco col 24 per Crosara, sempre stecca alta fischiata da Luca Lossi. Allora pallina del Montebello giocata subito per Gabriel Tudela, 1 contro 1 con Pasquale, lo supera e poi Giovanni Cunegatti fa una gran parata di riflessi e Luca Lossi fischia a 2. Rivediamo qui con un gioco di stecca, il 58 va via e poi Cunegatti fa una grande parata. Allora ancora il Montebello con sempre Gabriel Tudela che si lamenta di un fallo che però secondo il direttore di gara non c'è. Allora Alessandro Refosco con il 24 la spara lunga dove c'è Crosara che la stoppa, 1 contro 1 con Rossi sull'angolo, la gioca dall'altra parte per Enea Pasquale che la gioca giù da Valortigara, ancora per il 93 Crosara che larga per Refosco, prova a buttare dentro una pallina deviata dal 9 sì, ma c'è Ernest Cinquini che intercetta, poi dall'altra parte Tudela prova un tiro, Refosco lo para, allora è un 4 contro 3 con Valortigara per Crosara, per Refosco, stop tiro di Refosco ed è ancora sempre Ernest Cinquini a pararla, tanto dall'altra parte del campo c'è Gabriel Tudela per terra. Allora Luca Lossi fischia fallo, cioè interrompe il gioco, chiama i sanitari per accettarsi delle condizioni del 58 del Montebello. Sì Filippo, abbiamo visto che in questo inizio del secondo tempo mister Rigo prova l'inserimento di Pasquale Enea per cambiare forse un po' il tipo di gioco in pista e provare a riprendersi questa partita. Sì, da questo minuto e mezzo abbiamo visto Valdagno più volte provare il tiro da fuori proprio con il numero 2 e con Valortigara davanti a cercare una deviazione che però non ha portato ancora i suoi frutti. Sì, intanto vediamo ancora i sanitari in pista. Probabilmente forse con un contrasto di gioco, personalmente non ho capito come si è fatto male, non so se ha preso una botta o ha sentito tirare. Tanto vediamo il 58 rialzarsi, si tocca l'interno coscia. Sì, non si è capito se ha avuto un contrasto con la stecca o se si è scantato sulla sponda con i ginocchi, con la coscia. Sì, non si è capito molto bene. Fatto sta che però sembra star meglio perché è uscito sulle sue gambe. Allora la pallina sarà del Montebello con Del Sale che la dà a Cinquini, gli porta il blocco il 45. Allora ancora Cinquini per Tamborindeghi che allarga per Rossi, ancora per Cinquini, vediamo un giro a 3 adesso del Montebello, Cinquini per Del Sale, gli porta un blocco Cinquini, Del Sale lo sfrutta e cambia gioco dove c'è Riccardo Rossi, il 44 prova un tiro facile per Giovanni Cunegatti. Allora ancora Alessandro Refosco in possesso di palla che va a prendere un po' di velocità con il blocco di Valortigara, va sull'esterno, prova un rovescio sul primo palo ma da lì Nardi non lascia passare nulla, poi dall'altra parte con Tamborindeghi scontro con Enea Pasquale e qui c'è il secondo fallo di squadra per il Valdagno, il primo di questo secondo tempo lo commette con il numero 2 Enea Pasquale.
Allora Del Sale che la dà a Tamborindeghi, vediamo Rossi come centro boa dietro porta, servito proprio il 44 del Montebello che la gioca fuori per Del Sale. Blocco, prova il tiro Del Sale, un raso terra facile per Giovanni Cunegatti. Allora dall'altra parte come l'Ortigara, stop, tiro, ma qui c'è la gran parata di Nardi. Ha provato il numero 9 un tiro sul primo palo, ma come abbiamo visto già in precedenza nel primo tempo, sul primo palo il 17 del Montebello non lascia passare niente. Poi la pallina si incastra nella rete, allora sarà palla 2. Fischia Lossi, la palla 2 la vince il Montebello con Tamborindeghi che lancia da solo Ernest Cinquini, da solo a tu per tu con Cunegatti. Prova un raso terra il 19, ma qua Cunegatti fa una gran parata, tiene in vita i suoi perché se il Montebello fosse andato sul 3-0 era una gran batosta per la squadra di Rigo, ma fa una grande parata qui. Attenzione, intanto corre Fosco che tira per l'Ortigara, fa una deviazione veramente bella e Michael Nardi fa una altrettanta gran parata. Intanto dall'altra parte con Cinquini, serie di finte, prova un piatto che però non impensierisce Giovanni Cunegatti. Come dicevamo prima, attenzione intanto qui con Cinquini che però un altro tiro, stavolta ci mette il piede Pasquale. Luca, come dicevamo prima, un Valdagno che prova tiri da fuori e qui si è visto. Sì, infatti Filippo, qui un Valdagno che sta provando i tiri da fuori, però come nel primo tempo ha già fatto dei grossi errori in difesa che hanno portato quasi ancora al Montebello a fare gol, insomma il Valdagno non si può permettere. Vediamo qui con il blocco di Pasquale, qua c'è stata proprio una grande deviazione di Valortigara perché il tiro era molto fuori dallo specchio della porta di Refosco. Intanto torniamo in cronaca diretta proprio con un tiro del 2 di Enea Pasquale, un'altra parata di Nardi. Allora Del Sale per Tamborindeghi, fuori da Riccardo Rossi, finta il tiro, la gioca ancora da Alessandro Del Sale per Cinquini. Qui intanto il Montebello prova un tiro che però va alto. Allora Refosco ancora per Valortigara, per Pietro Crosara che prova a puntare, ancora stecca alta fischiata da Luca Lossi e quindi ancora il Montebello in possesso di palla. Intanto vediamo al cancelletto di Coccio Oviedo con il 77 Simone Iselli, invece dal cancelletto da parte di Valdagno vediamo con il 3 sempre Alessio Busato e sta facendo la sua prima apparizione con il 67 Nizzero. Allora intanto siamo con Crosara nell'out di sinistra, la gioca fuori da Pasquale che finta un tiro, poi la gioca in profondità dove c'è sempre il solito Alessandro Refosco che sta lottando su ogni pallina. Allora intanto ancora Refosco, le porta un blocco Pasquale, li porta un blocco Valortigara, però preferisce gestirla. Allora Refosco ancora per Pasquale, ancora per il 24, cade Pasquale, non c'è niente secondo Luca Lossi. Attenzione, palla ancora lì Pietro Crosara con un alzo e schiaccia, ha provato a superare Michael Nardi ma non ha centrato lo specchio della porta. Comunque un'azione nasce sempre da un tiro del 24 valdagnese di Refosco e sul ribattino Pietro Crosara il più lesto. Rivediamo qui, vediamo come Pietro Crosara è il più lesto a prenderla, poi forse fa un tocco di troppo sulla pallina. Intanto in cronaca diretta Refosco stava andando in porta, Luca Lossi fischia fallo ma non abbiamo capito che cosa ha fischiato, quindi probabilmente la pallina sarà del Valdagno. Dopo queste due occasioni coach Oviedo chiama il suo primo time out di questo secondo tempo. Tanto vediamo dalle parti di Valdagno esce con il numero 2 Enea Pasquale ed entra con il 3 Alessio Busati, invece da parte di Montebello è uscito il 19 Cinquini ed è entrato con il 77 Simone Iselle. Probabilmente coach Oviedo starà chiedendo ai suoi più tranquillità, più possesso palla e soprattutto vorrà chiedere una difesa vista come il primo tempo, una difesa bella compatta, però forse sta rivedendo un po' come gestire i tiri da fuori.
Intanto al Paladante il Trissino ha fatto anche il quinto con Alvaregno, quindi il risultato è 5-0 per il Trissino, che dopo aver pareggiato in settimana per 3-3 contro il Barcellona sta dilagando contro il Bassano per appunto il risultato di 5-0. Invece il Valdagno, se dovesse finire così, andrebbe ultimo in classifica, superato proprio dallo stesso Montebello. Tanto qua si sta aspettando che si pulisca la pista. Sì, intanto vediamo pallina del Valdagno dall'angolo alto dell'area di difesa da Michael Nardi. Sempre al cancelletto per Coach Rigo c'è Marco Nizzero. Allora fischia Lossi, Refosco la sposta sul rovescio, prova il tiro bloccato da Rossi. Allora Busato gioca dietro per Crosara che larga da Refosco. Allora gioca in verticale dove c'è Velortigara che prova a entrare. Allora gioca fuori da Busato che se la porta sul rovescio, prova un tiro. La pallina però non si alza come voleva il 3 ed è difficile quando la pallina non va alta deviarla per bene. Allora intanto cade Alessandro Refosco, è il quinto fallo del Montebello, il primo di questo secondo tempo. I falli di squadra dicono che Valdagno ne ha fatti 2, il Montebello ne ha fatti 5. Allora intanto Pietro Crosara scambia dietro porta con Nicolò Valortigara, ancora i due, ancora Pietro Crosara, li porta in blocco Refosco, la dà per Valortigara che si gira molto bene su Simone Iselle, però il suo tiro è centrale e quindi Michael Nardi riesce a respingere facilmente. Allora Del Sale scambia con Tamborindeghi che va dietro porta, alza e schiaccia, ha provato a schiacciarla sul primo palo ma la pallina è andata fuori. Allora Iselle in pressione su Crosara che va via di velocità, ancora il 93 in possesso di pallina, preferisce gestirla, allora la dà fuori dove c'è Alessandro Refosco, ancora per Valortigara che sta facendo un po' il pivot come si direbbe al futsal. E intanto Tudela prova a servire Iselle che aveva tagliato. Allora è un 4 contro 3 con Refosco che la dà giù dove c'è Busato che però viene gestito bene da Tamborindeghi. Qui Crosara sbaglia un passaggio, allora Isella campo aperto tutto solo, 1 contro 1, preferisce il 77 tenerla, andare dietro porta, poi prova a girarsi ma Crosara non glielo lascia fare, allora gioca fuori dove c'è Del Sale, poi la palla va al 97 Tamborindeghi, poi Gabriel Tudela ancora per Alessandro Del Sale che la gioca dove c'è Juan Tamborindeghi, ancora Tudela, ancora Tamborindeghi, scambiano i due. Tamborindeghi si accentra, prova un tiro che prova di poco fuori, allora Tudela ancora dietro porta, si gira, Cunegatti la para, la pallina resta lì, Iselle stavolta non riesce a metterla in porta, allora però questa poi ancora Tudela alza e schiaccia, solo che la alza un po' troppo il 58 del Montebello, come avevamo visto già in precedenza quando il Montebello pressa dopo il tiro e Valdagno fa fatica. Sì, infatti il Valdagno quando il Montebello entra in area e le palline rimane lì, il Valdagno fa fatica a allontanare le palline, a riprendere il gioco e soffre di questo e deve cambiare perché mancano ancora 17 minuti di questa partita e siamo ancora sul 2-0. Sì, intanto è entrato con il 67 Marco Nizzero, appena entrato subisce fallo da Simone Iselle che lo ha chiaramente agganciato, Luca Lossi lo ha visto e le dà blu anche al 67. Rivediamo qui Nizzero prende palla, vince e sì, qua è nettissimo l'aggancio del numero 77. Per questo power play Dario Rigo cambia con il 9 Valortigara e fa rientrare con il 7 Mattia Cocco. Allora 16:48, il Valdagno ha un altro power play a disposizione, vediamo se in questo caso riuscirà ad accorciare le distanze. Allora vediamo Nizzero in possesso di palla per Busato, ancora Nizzero per Alessandro Refosco, la gioca giù dove c'è Mattia Cocco, dietro porta il 7, prova a servire Nizzero ma c'è Tudela che gli copre bene il passaggio. Allora ancora Nizzero per Mattia Cocco, per Refosco, per Busato, ancora Refosco, ancora Busato, scambiano i due, ancora Refosco, si gira il
il quadrato del Valdagno, la pallina finisce a Cocco che prova stop e tiro, ma c'è sempre Michael Nardi che para e come sempre non c'è nessuno del Valdagno davanti. Però un'altra occasione con Refosco che si accentra, poi la dà a Nizzero che ha uno stop un po' infelice, però è bravo a tenersi la pallina con sé. Ancora Refosco che va sul rovescio, prova ancora il tiro sul primo palo, prova a impensierire Michael Nardi, ci riesce ma non c'è ancora nessuno del Valdagno davanti. Poi Nizzero un po' dalla fretta prova il tiro, Murato, però c'è ancora il Valdagno con Refosco che prova a buttare una pallina in mezzo, probabilmente ha colpito Mattia Cocco. Allora il Montebello prova a ripartire di rimessa con il suo 97 Juan Tamborindeghi, l'autore del gol del 2-0 se non sbaglio, che tiene molto bene pallina dietro porta. Sono in tre quelli del Valdagno ma non riesco a prenderla. Adesso sì, gliela prende Busato. Allora è un 4 contro 2 del Valdagno adesso. Vediamo come lo gioca. Busato per Nizzero, ancora per Busato che la gioca giù dove c'è Mattia Cocco, ma ritorna il solito Juan Tamborindeghi che però secondo Luca Lossi commette fallo. Allora a 15-12 c'è rigore anche per il Valdagno. Rivediamo qui Busato che la dà Mattia Cocco. Eh sì, qui Juan Tamborindeghi non prova neanche a prendere la pallina, va diretto sul 7 valdagnese. A mio riguardo è giusta la decisione di Luca Lossi. Allora oltre al power play il Valdagno ha anche occasione su tiro diretto dai 7,40. Adesso vediamo chi andrà a batterlo, perché vediamo una discussione tra Cocco e Refosco. Il più propenso forse è il 24 valdagnese. Infatti andrà proprio lui contro Michael Nardi. Tutto pronto, manca solo fischio di Luca Lossi che arriva adesso. Refosco va col piatto ma la pallina va alta. Rivediamo qui l'esecuzione del 24 valdagnese e il tiro è estremamente alto. Altra occasione sprecata quindi per il Valdagno che non riesce a insaccare insomma stasera la porta. Tra poco sta anche per finire il power play, infatti a 14:48 dovrebbe rientrare il quarto giocatore che sarà Ernest Cinquini. Allora il Valdagno ancora una ventina di secondi per provare a riaprire il match, che però non ci riesce. Qui Refosco si fa prendere palla da Tamborindeghi che poi la spara in avanti. Eccolo qua, 14:48, entra il quarto giocatore che è Ernest Cinquini. Allora oltre ai rigori il Valdagno ha sprecato anche un altro power play. Intanto Refosco qui prova a mettere un'altra pallina in mezzo. Qua è una parata di riflessi di Michael Nardi che sta tenendo a zero il tabellino per Valdagno e che sta facendo un'ottima gara. Intanto Del Sale dall'altra parte per Juan Tamborindeghi, per Ernest Cinquini, ancora per Gabriel Tudela che la dà a Del Sale, li porta il blocco Tamborindeghi. Del Sale ancora in possesso del pallina, da proprio a Juan Tamborindeghi che allarga per Cinquini, uno stop infelice il 19 del Montebello. Luca Lossi fischia 5 secondi. Allora la pallina sarà ancora di Valdagno. Intanto cambio per la squadra in casacca bianca, fuori con il 24 Alessandro Refosco ed è rientrato con il 93 classe 2008 Pietro Crosara che prova a servire subito Nizzero. Del Sale su di lui ma secondo Lossi non c'è fallo. Allora Tamborindeghi per Cinquini, la da Gabriel Tudera, ancora dietro porta il 58, stavolta è Pietro Crosara su di lui, la prova a giocarla fuori ma il passaggio è un po' corto. Allora Nizzero, stop e tiro. C'è un'altra gran parata di Michael Nardi, poi Rossi senza esitazione la spara via. Allora il Valdagno avrà un'altra occasione con Ortigara che prende velocità. Qui c'è il blocco e taglio di Nizzero, placcato da Tudela, ed è il sesto fallo di squadra per il Montebello che si avvicina sempre di più alla soglia del 10. C'è il Valdagno, resta ancora a distanza con soli due. Intanto Luca Lossi dà anche giallo a coach Oscar Oviedo, probabilmente che si stava lamentando troppo. Allora il gioco riprende con Nizzero per Crosara che prova a giocare in verticale per Ortigara. Il passaggio viene intercettato ma viene anche subito rinconquistata dallo stesso 93 del Valdagno.
che poi è larga dove c'è Nicola Valortigara. Prova a puntare Rossi, la gioca fuori da Crosara, il blocco di Valortigara, Crosara va sul rovescio, prova il tiro, Tamborindeghi ci mette la stecca. Allora siamo già dall'altra parte con un 2 contro 2, Tamborindeghi alza e schiaccia su Busato, che però lo gestisce molto bene. Poi viene il raddoppio di Crosara, ma secondo Luca Rossi prima c'è stato un fallo proprio del 3 valdagnese. Allora questo è il terzo fallo di squadra commesso da Valdagno, resta ancora 6 il Montebello. Allora Tudela per Tamborindeghi, i due provano a giocare dietro porta, l'opzione stavolta è fuori dove c'è Rossi, che prova il tiro che diventa un passaggio per Tudela, si gira bene sulla marcatura di Valortigara e con i gatti fa un'altra gran parata. E poi c'è Busato che se ne va via di velocità, Busato supera anche Ernest Cinquini, poi prova un'accompagnata che però è facile per Michael Nardi. Dall'altra parte Tamborindeghi prova a gestirla, che la dà a Rossi per Tudela, che rientra e tira, e c'è un'altra gran parata di Giovanni Cunegatti. E poi sempre Cinquini in possesso di palla, la dà ancora a Juan Tamborindeghi, che la gioca per Tudela, che aveva fatto un buon lavoro di sponda sempre per il 97, solo che il passaggio era stato impreciso. Allora Cinquini gli porta un blocco Rossi, Valortigara l'aveva capito, ha intercettato pallina, però fa sempre il solito fallo di stecca alta e gioco pericoloso. Allora la pallina è ancora di Montebello, sulla pallina il 44 Riccardo Rossi, che la gioca ancora dietro da Ernest Cinquini, su di lui Pietro Crosara, ancora Cinquini, gioca fuori dove c'è Rossi. Luca Rossi è a colloquio con Rossi, non capiamo bene, perché ha diciamo una botta dove perde sangue sul gomito, non puoi giocare. Allora Oviedo è costretto al cambio, esce con il 44 Rossi, entra con il 45 del Salem, è uscito anche con il 58 Gabriel Tudela ed è entrato con il 77 Simoniselle. Allora ancora Tamborindeghi che se ne va via Crosara, poi punta Cocco, che però non riesce a superarlo. Allora Cocco la dà per Busato, blocco di Crosara su Iselle, però Busato non riesce a prendere velocità, allora la gioca fuori da Pietro Crosara. Stavolta il blocco glielo fa Busato. Vediamo come il Montebello si chiude lì in aria. Intanto è in vantaggio di 2-0. Intanto è il gran gol di Alessio Busato, che l'abbiamo visto più volte provare quel tipo di giocata. Stavolta gli è uscito un gran gol, palo gol per il 3 valdagnese. Allora il Valdagno a 11-15 la riapre con il suo numero 3 Alessio Busato. Rivediamo con Crosara che la gioca fuori per Busato, che punta Iselle, va sul rovescio, ci aveva provato più volte, fa un gran gol perché da quella posizione è un gran gol. E allora il Valdagno la riapre e intanto adesso riporta subito il Valdagno 3 contro 2 con Cocco per Busato. Stavolta preferisce gestire giustamente. Questo è il primo gol in campionato per Alessio Busato, invece ne aveva fatto uno in Coppa Italia contro il Trissino. Adesso il Montebello deve essere bravo a non fare come il Valdagno prima. Intanto qui c'è la gran parata di Michael Nardi. Stavo dicendo che il Montebello non deve fare come aveva fatto il Valdagno prima, quello di abbassare troppo il baricentro, di non giocare più. Invece il Valdagno deve fare come il Montebello, ovvero adesso deve crederci, manca ancora tanto, 10:41, è tutto aperto. Sì, un Valdagno che finalmente ha trovato il gol e quindi deve continuare su questa strada, deve adesso recuperare a tutti i costi lo svantaggio e ci deve provare. Finalmente anche un Alessio Busato, che come hai ricordato tu, primo gol quest'anno per Busato in questo campionato. Intanto torniamo in cronaca diretta con Cocco che se ne va via sempre a Simoniselle. Poi da lì prova un'accompagnata, ma c'è Nardi presente. Adesso vediamo il Montebello in chiara difficoltà dopo questo gol. Il Valdagno che adesso ci sta credendo, soprattutto con il suo numero 3 Alessio Busato. Allora la gioca fuori per Cocco, ancora per il numero 3 Busato.
li porta il blocco Nizzero, va sempre sull'auto di destra il 3, stavolta c'è Tudela che lo placca bene, però commette il 7° fallo di squadra e qui Luca entriamo in un'altra chiave importante del match, ovvero il 10° fallo, perché ricordiamo il Valdagno a 3 ma il Montebello a 7. Sì, mi dà l'impressione che il Montebello, avendo subito questo gol del Valdagno, adesso è un po' disorganizzato rispetto a qualche minuto fa. Tanto torniamo in cronaca diretta con Nizzero che allarga per Mattia Cocco, ancora per Pietro Crosara. Deve tirare Valdagno perché gli manca un secondo. Allora Pietro Crosara prova più volte a tirare, più volte trova la difesa del Montebello ben schierata e poi Gabriel Tudela con questa pallina esce con il 77 Simone Gelle, rientra il capitano con il 7 Simone Bolla. Allora adesso vediamo ancora col 58 Gabriel Tudela, gioca fuori dove c'è Riccardo Rossi che allarga per Alessandro Del Sale, ancora Gabriel Tudela, ancora per il suo capitano Simone Bolla, ancora Tudela, Rossi si isola 1 contro 1 con Cocco dietro porta, Crosara porta il raddoppio, qua però c'è stata una sfortunata rimbalzo di sponda per il Montebello. Allora il Valdagno riprende la pallina, esce con il 67 Marco Nizio, rientra con il 24 classe 2001 Alessandro Refosco, adesso allarga per Alessio Busato che si incentra, poteva provare anche il tiro ma preferisce gestirla. Allora Mattia Cocco per Crosara, ancora per Busato, vediamo se punta Bolla, preferisce cambiare dove c'è Mattia Cocco che allarga dove c'è Pietro Crosara, tutto solo, prova a impensierire Nardi sul primo palo che però basta stare fermo per parare. Allora adesso il Valdagno lo vediamo un po' in pressione e fa bene perché qua Crosara prende pallina ed è un 3 contro 3 con Cocco, ancora per Crosara, per Alessandro Refosco e questa è una gran triangolazione dove porta il classe 2001 a pareggiare tutto, 10° gol in questo campionato per Alessandro Refosco a 8-10 e 2-2 e qui Luca è un gran gol del Valdagno. Esatto Filippo, questo gol serviva tantissimo al Valdagno, serviva a Refosco, ottima triangolazione e qui questa volta è stato il Montebello a perdere quell'attimo in difesa che come è successo nei primi 2 gol al Valdagno. Sì, diciamo come abbiamo visto nel primo tempo dopo il gol di Gabriel Tudela, qui l'abbiamo visto con il gol di Busato perché dal 2-1 la partita è completamente chiamata, il Valdagno è andato a pressare, il Montebello non è più riuscito a fare niente, intanto qui Tudela prova a dare una scossione ai suoi che non ci riesce, allora il Valdagno riparte in contropiede con Refosco per Crosara, intanto è uscito con il numero 3 Busato, è entrato con il 10 Luca Di Qui Giovanni per portare spessore all'attacco perché adesso Dario Rigo ci crede, qui Di Qui Giovanni prova un altro schiaccio improbabile, la pallina finisce alta. Sì, Filippo Montebello che comunque a mio avviso era forte del 2-0 e ha calato la tensione e gli è costata cara insomma. Intanto qui Tudela tira, Cunegatti para, poi la pallina resta lì, la pallina resta lì ed è bravo in una frazione di secondo a toglierla e intanto Mattia Cocco fa il 4° fallo per il Valdagno. Rivediamo qui il blocco di Hofre appena entrato, Tudela tira Cunegatti con la spalla para e poi si gira con la mano per tirarla via. Appunto abbiamo detto che è entrato per la prima volta in questa partita con il 57 Alessandro Joffre per portare un po' di aria fresca, ha provato a portare un po' di aria fresca Oscar Oviedo per i suoi. Allora Refosco per Di Qui Giovanni, fuori per Pietro Crosara, per Mattia Cocco, prova il blocco su Joffre, niente secondo Luca Lossi, allora Cocco finta il tiro, ancora Crosara, ancora Cocco, scambiano i due, Crosara prende spazio, prende velocità, intanto cade Luca Di Qui Giovanni, Luca Lossi però fischia fallo contro il Valdagno. Allora pallina del Montebello con il 44 Riccardo Rossi, la gioca in verticale per Alessandro Joffre che la gioca fuori dove c'è Del Sale, gli porta il blocco il 57 del Montebello, Del Sale rientra dopo allarga dove c'è Gabriel Tudela, ma ancora dietro porta il 58 del Montebello, stavolta Di Qui Giovanni è molto bravo anche in fase difensiva,
poi il raddoppio di Crosara non porta i suoi successi, allora Tudela prova a passare Cocco ma non ci riesce, poi una bagarre difensiva, Valdagno riesce a togliere il pericolo, però la pallina è sempre del Montebello che ha 10 secondi per tirare con Del Sale per Riccardo Rossi, prova a buttare una pallina in mezzo il 44 del Montebello, qui Crosara però sbaglia, allora Tudela per Rossi e qui Crosara regala una pallina brutta per il Montebello che fa 3-2 e come avevamo visto nei gol precedenti sempre una disattenzione difensiva valdagnese Costa Caro. Vediamo qui Crosara che ha provato a servire Cocco, passaggio troppo tenero, troppo poco veloce, Tudela lì è bravo a prendere la pallina, è bravo a servire Riccardo Rossi che è appena uscito ha fatto posto al 97 Juan Tamborindeghi, quindi adesso è tutto da rifare per il Valdagno perché il Montebello è avanti. Sì, questo errore costerà caro al Valdagno perché come abbiamo detto gli errori in difesa si pagano e questo passaggio un po' così di Crosara ha regalato il vantaggio praticamente al Montebello. Sì, questo intanto è il quarto gol in campionato dopo i 5 Coppa Italia per Riccardo Rossi e dopo questo gol Oscar Oviedo ha subito chiamato un time out per dire di stare calmi, di usare testa i suoi. Questo è il secondo time out da parte di Montebello che li ha finiti, invece il Valdagno ne ha ancora 0. Anche qui Luca Giovanni Curegatti non poteva fare niente perché era un 2 contro 1 e non bisogna lasciare questi spazi. È un Giovanni colpevole qui. Purtroppo l'errore è partito da Crosara che abbiamo visto ha regalato praticamente un gol in Montebello. Intanto riprendiamo qui la partita con Mattia Cocco che prova a sorprendere la difesa del Montebello, non ci riesce, allora Tudela contro Refosco, una prima finta che però non riesce a superare il suo avversario, allora adesso vediamo anche il Montebello andare un po' in pressione con Crosara che va sempre in difficoltà, probabilmente un po' ancora un po' dispiaciuto, diciamo, ancora un po' che sta ripensando al suo errore di primo. Intanto Di Qui Giovanni, sicuro, alza schiaccio di Qui Giovanni, aveva superato bene Alessandro Gioffre, poi sulla schiaccia forse prende in testa Nardi, vediamo qui Crosara che la dà a Di Qui Giovanni che supera bene in due, poi non ho capito se con la secca o con il pattino prende l'estremo difensore del Montebello. Vediamo tanto Luca Lossi a colloquio. Probabilmente è stato più lo spavento che il colpo subito per il 17 del Montebello che vediamo piano piano rialzarsi. Allora niente da fare questa occasione per il Valdagno che comunque Di Qui Giovanni aveva fatto una gran giocata in mezzo a due difensori del Montebello, poi però l'alzi schiaccia non gli è andato bene. Allora intanto sentiamo Dario Rigo qui stavo dicendo che si sentiva Dario Rigo che diceva ai suoi di andare a pressare. Cinquini con un semplice taglio supera tutta la difesa del Valdagno e quindi dopo l'1-2 valdagnese c'è stato l'1-2 del Montebello. Rivediamo qui Tamborindeghi che serve molto bene Cinquini che 1 contro 1 con Giovanni Cunegatti mette il sigillo del 4-2. Non ho visto chi si è perso, Ernest Cinquini che però fa il suo settimo gol in campionato. Intanto Alessandro Refosco prova un tiro dall'out di destra che però finisce solo sull'esterno della rete. Allora 5-19, Valdagno deve rifare tutto perché il Montebello è andato avanti 4-2. Allora Refosco, intanto Cinquini ancora tutto solo contro Cocco, stavolta prova un sottogamba il 19 del Montebello ma Cocco fa un grande intervento, poi la dà a Pietro Crosara che prova a puntare Garbel Tudela, va su rovescio, forse tiro anche deviato, raso terra che stava per sorprendere Michael Nardi ma che va di un soffio fuori. Allora ancora Alessandro Refosco, un altro errore in disimpegno del Valdagno che quando il Montebello mette un minimo di pressione non riesce proprio a uscire. Allora Cinquini per Juan Tamborindeghi per Tudela,
aveva di nuovo tagliato e stava per essere servito di nuovo il 19 Cinquini, però ha fatto un grande intervento il 10 Luca Di Qui Giovanni, che adesso lo vediamo dietro porta da solo contro tutti. È uscito con il 93 Pietro Cosara, è entrato con il 3 l'autore del 2-1 Alessio Busato, e vediamo al cancelletto anche con il 9 Niccolò Valortigara. Allora il Fosco prova un'altra pallina in verticale per Di Qui Giovanni, che si gira su dal Sale, che però riesce a difendere molto bene il 10 Valdagnese. Allora però non si capiscono stavolta Tamborindeghi e Cinquini. Allora Rifosco, 4 minuti alla fine della partita, Montebello avanti per 4-2 al pallino di Valdagno. Qui Cocco prova ad andare in mezzo a tutti ma perde pallina. Tamborindeghi invece da solo dall'altra parte. Per un istante il Montebello aveva perso pallina, poi sempre Gabriel Tutela a riprenderla. Poi per Tamborindeghi, per Ernest Cinquini, Cocco su di lui, Cinquini se ne va via sul lato di destra, prova con un taglio a sorprendere Giovanni Cunegatti sul primo palo, però la pallina va alta. Vediamo un altro cambio per Coccerigo, fuori proprio con il 10 Di Qui Giovanni, entra con il 9 Niccolò Valortigara. Adesso lo vediamo in possesso di pallina dietro porta, la gioca fuori dove c'è Alessandro Refosco, li porta un blocco Alessio Busato, che viene servito dal 24. Tamborindeghi va su di lui, questo è l'8º fallo del Montebello, quindi tra poco al prossimo fallo si accende la spia rossa. Tra 2 falli invece avremo la punizione di prima per il Valdagno. Allora intanto Alessandro Refosco ancora in possesso di pallina, vediamo cosa fa il 24, prova a buttare un'altra pallina dentro dove c'è Niccolò Valortigara che non la prende, poi Mattia Cocco fuori da Alessio Busato, stop, va ancora sul rovescio, stavolta Tamborindeghi si mette davanti col corpo, la para lui per Michael Nardi. Ancora Alessandro Refosco per Alessio Busato che punta, prova un'altra pallina dentro, stavolta non tira un'accompagnata facile per Nardi, però il Valdagno riconquista di nuovo sempre con il 3 Alessio Busato per Mattia Cocco che punta Tamborindeghi, serie di finte di Cocco, Tamborindeghi molto bravo a spingerlo con la mano senza fallo secondo Luca Lossi. Il fallo lo fa Mattia Cocco, il quinto per Valdagno a 2:29. Si accende anche la spia dei time out per Dario Rigo, intanto Luca Lossi dà giallo anche a Juan Tamborindeghi, probabilmente per le troppe proteste. Allora Luca, 4-2, 2:29, cosa dice adesso Dario Rigo ai suoi? Sì, per Dario Rigo e i suoi si fa dura perché il tempo non è molto, ma ci devono provare in tutti i modi. Non è ancora chiusa, le palline si sa qua in questo sport ti lascia sempre la bocca aperta, quindi vediamo come reagirà ancora Valdagno dopo questo time out, vediamo come Dario Rigo dà la carica ai suoi. Sì, intanto incredibilmente, non tanto perché il Trissino sta vincendo, ma perché il Trissino sta vincendo 9-1 contro l'Ubrocker Bassano, quindi Trissino che riprende il suo primo posto e il Bassano che scende al secondo. Allora Dario Rigo ancora a colloquio con i suoi, la palla sarà del Montebello perché Mattia Cocco ha commesso fallo. Probabilmente adesso Oviedo avrà detto ai suoi di gestire palla questi ultimi 2 minuti e mezzo. Allora Tamborindeghi per Cinquini, ancora per Juan Tamborindeghi, impressione giustamente di Valdagno con Busato, poi Rossi perde pallina qui il Montebello. Allora Busato la riconquista, la dà Mattia Cocco per Alessandro Refosco, ancora per Mattia Cocco, gli porta un blocco Alessandro Refosco, Mattia Cocco va sul rovescio, prova il tiro deviato da Valortigara, la pallina però non va in porta, va fuori. L'idea era molto buona quella di Alessandro Refosco, la deviazione altrettanto di Valortigara, ma la pallina non va neanche in porta, quindi sarà palla 2 che l'ha vinta il Montebello con il 97 Tamborindeghi. Poi Valortigara per Alessandro Refosco, per Busato, ancora Refosco, riporta un blocco Cocco, finta il tiro, ancora per Cocco, per Valortigara. Michael Nardi molto intelligente perché aveva già capito tutto e con la stecca intercetta. Poi dall'altra parte con Tudela che preferisce non affondare
e la gioca dietro da Rossi, ancora per Tudela. Rodrigo ad alta voce grida ai suoi di pressare. Montebello vediamo come è disposto molto bene, ha quadrato in tutta la pista per far girare la pallina e far passare questi ultimi minuti. Tudela per Cinquini, Refosco su di lui, Cinquini ancora per Tudela che se ne va via. Cocco senza fallo secondo Luca Lossi, però Cocco perde pallina. Cinquini sull'intervento di Cinquini, che poi secondo Luca Lossi ha anche buttato fuori la pallina. Allora 1-0-6 alla fine, Valdagno che non ha trovato il gol, vediamo se riuscirà in quest'ultimo minuto di gioco che è appena passato. Allora Busato per Refosco, vediamo cosa si mette il 24 che la gioca dietro ancora dal 3. Busato si centra, prova il tiro, ancora Nardi molto bravo a parare, e poi Tudela, Alessandro Refosco su di lui. Gabriel Tudela prova a servire Tamborindeghi che aveva tagliato un 2 contro 2. Orto ha provato a servire Alessandro Refosco, c'è stato un grande intervento di Gabriel Tudela, poi la pallina viene buttata fuori da un giocatore del Montebello. 33 secondi alla fine, ancora con l'occhio Riccardo Rossi e Luca Lossi. Allora con il 3 Busato, la gioca dietro da Mattia Cocco, Tamborindeghi fa il nono fallo di squadra. Allora Refosco la butta dentro, la pallina passa e Valdagno incredibilmente a 29 secondi dalla fine fa 4-3. C'è ancora speranza per il Valdagno. Attenzione a quell'occhio qui, rivediamo qui ancora Alessandro Refosco che la butta dentro, non la prende nessuno. Michael Nardi non la vede partire. Intanto c'è stato un giallo per Gabriel Tudela. Abbiamo detto giallo per Gabriel Tudela. 29-7 a fine di questa partita che è infinita. Ricordiamo anche che il Montebello è a 9 falli di squadra, quindi al prossimo fallo di squadra c'è il 10º. E qui Luca, il Valdagno ci ha provato da tutta la partita, soprattutto nel secondo tempo, questi tiri da fuori con l'uomo davanti, e dopo praticamente 25 minuti la pallina è entrata. Adesso vediamo se Montebello fa anche il 10º fallo. Intanto Cocco su Cinquini che se ne va via molto bene. Il 19 per Tamborindeghi, per Gabriel Tudela, ancora per Tamborindeghi, per Riccardo Rossi, Verortigara su di lui. Lossi fischia 2, 13 secondi alla fine. Rigo tira fuori con il 25 Giovanni Connegati, 5 contro 4. La pallina va sulle stecche di Valdagno, 10 secondi alla fine. Mattia Cocco per Alessandro Refosco che la gioca giù dove c'è Pietro Crosara, per Busato che si gira, e qui c'è un'altra grande parata di Michael Nardi e la partita finisce qui. Il Montebello espone il palo di Valdagno per 4-3. Le reti per il Montebello sono di Ernest Cinquini, Riccardo Rossi, Gabriel Tudela e Juan Tamborindeghi. Per il Valdagno c'è la doppietta di Alessandro Refosco e il gol di Alessio Busato. Dopo questa partita il Valdagno adesso si trova in ultima posizione. Il Montebello, che prima di questa partita era ultimo, lo scavalca. Adesso si fa dura per il Valdagno. Sì, ricordiamo che nelle partite dell'andata era finita 5-3 per il Valdagno, quindi il Montebello in questo caso l'ha ribaltata.